se ci è stato dato un piccolo in cui però abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Quando venne la pienezza dei tempi, venne anche la pienezza della divinità. Venne Dio nella carne per rivelarsi anche agli uomini che sono di carne e perché fosse riconosciuta la sua bontà, manifestandosi nell'umanità. Manifestandosi Dio nell'uomo, non può più esserne nascosta la bontà. Quale prova migliore della sua bontà poteva dare se non assumendo la mia carne, proprio la mia, non la carne che Adamo ebbe prima della colpa? Nulla mostra maggiormente la sua misericordia che l'aver egli assunto la nostra stessa miseria. Signore, chi è quest'uomo perché ti curi di lui e a lui rivolga la tua attenzione? Da questo sappia l'uomo, quando Dio si curi di lui, ne conosca che cosa pensi e senta nei suoi riguardi. Non domandare, uomo, che cosa soffri tu, ma che cosa Buongiorno a soffre tutti, colui. ci siamo appena collegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi, che sta trasmettendo in diretta la celebrazione delle lodi che si celebrano in Basilica. Il sito internet della Basilica riprende in diretta le lodi e le posta sulla sua pagina Facebook. Lo stesso farà alle ore 7:15 quando in Basilica sarà celebrata la Santa Messa. Il sito internet della Basilica riprenderà in diretta la Santa Messa e la posterà sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco d'Assisi sia le lodi ora e riprenderemo la Santa Messa alle 7:15 perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alle lodi ora alla Santa Messa più tardi. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete e povertà, e anche coloro che vivono in zone dove soffiano venti di guerra, tipo il Libano, Beirut, dove oltre 4 mesi fa ci fu una tremenda esplosione nella zona del porto che provocò oltre 500 morti, oltre 4.000 feriti, oltre 5.000 feriti, oltre 300.000 sfollati. Speriamo che nelle zone del mondo in cui soffiano venti di guerra, i venti di guerra, speriamo e preghiamo, si trasformino in venti di pace. Buon ascolto e partecipazione a tutti. All'immagine del suo, a lode e gloria della sua grazia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo. Stiamo condividendo ora la liturgia della Santa Messa scaricata questa mattina dal sito internet lachiesa.it.
Pastori che avete visto, chi è apparso sulla terra? Abbiamo visto un bambino e gli angeli che lodavano il Signore. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio all'aurora di cielo. Te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta acqua senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come l'auto convinto e con voce di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pastori che avete visto, chi è apparso sulla terra. Abbiamo visto un bambino e gli angeli che lodavano il Signore. Alleluia. L'angelo disse ai pastori: vi annunzio una gioia grande. Oggi è nato per voi il Salvatore del mondo. Alleluia. Benedite o benedute del Signore, il Signore. Lodatelo e esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite a voi tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge lucciate, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite il fuoco e calore, il Signore. Benedite il freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e grinda, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite noti e giovani, il Signore. Benedite luce tenebre, il Signore. Benedite folgori e nudi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Loro dielo e sardi nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore.
servaci domestici il Signore, benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, loro Dio esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pie e umili di cuore il Signore, benedite Anania, Azzaria e Misaele il Signore, lodatelo e esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, del firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. L'angelo disse ai pastori: vi annunzio una bella grande. Oggi è nato per voi il Salvatore del mondo. Alleluia. Oggi per noi è nato un bambino, Dio il forte e il suo nome. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo. La sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore. Esultino nei loro figli di Sion. Lodino il suo popolo, con timpanili e cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, in coronario di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giaciglii. Le lodi di Dio sulla loro bocca, e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Oggi per noi è nato un bambino, Dio forte e il suo nome. Alleluia. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Il Signore manifestò la sua salvezza. Alleluia, alleluia.
alle nazioni rivelo la sua giustizia. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore manifestò la sua salvezza. Alleluia, alleluia. Dicevano i pastori, andiamo a Betlemme, vediamo l'evento che Dio ci ha annunziato. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato l'evento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Per bocca dei suoi santi profeti in un tempo, salvezza dai nostri nemici e delle mani di quanti ci odiano. Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto al nostro Padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Mi servirò senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della notte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dicevano i pastori, andiamo a Betlemme, vediamo l'evento che Dio ci ha annunziato. Dio nella sua misericordia ci ha mandato il principe della pace. Uniamoci al festoso annunzio di Betlemme. Pace agli uomini che Dio ama. Padre Santo, accogli la nostra lode del mattino, benedici la Chiesa unita nella celebrazione del tuo amore. Pace agli uomini che Dio ama. Dio Onnipotente, che fin dall'inizio hai promesso il Cristo Salvatore, fa risplendere a tutti gli uomini la luce del Vangelo.
pace agli uomini che Dio ama. Per la gloria del tuo Figlio, atteso dai patriarchi e dai profeti, desiderato da tutte le genti, salva il popolo dell'antica alleanza. Pace agli uomini che Dio ama. Per la gloria di Cristo, predicato dalle apostoli e testimoniato dai martiri, irradia sul mondo la luce del tuo Figlio. Pace agli uomini che Dio ama. Per gli operatori sanitari sappiano avere l'umiltà di condividere la croce di questo tempo con te, possano sempre sentire con certezza il tuo sguardo d'amore, trovando compagni di viaggio che li sostengano in questo cammino. Pace agli uomini che Dio ama. O Dio invisibile ed eterno, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai rischiarato le Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci lasci alla tentazione, ma liberaci. O Dio invisibile ed eterno, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai rischiarato le nostre tenebre, guarda con bontà questa tua famiglia, perché possa celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. E diamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre Maria, Dio notte e consacrazione di tutto me stesso. O Maria concepita senza peccato,